Eccoci rientrati in studio. Allora, professor Casen, lei prima appunto diceva che questi miliziani dell'ISIS sono un po', se non dei boy scout, comunque insomma... Il caos è un effetto economico, dà un effetto economico, di non controllo dell'economia del paese che metto in caos. Io creo il caos e poi faccio quello che voglio. Allora, adesso, io volevo un attimo introdurre un tema che si è ripetuto un po' in questi ultimi mesi, cioè quello delle esecuzioni che sono state mostrate e postate in internet e così presentate all'opinione pubblica, no? Questo è l'ultimo che è stato realizzato purtroppo proprio sulle coste libiche e relativo alla decapitazione di 21 egiziani cristiano copti. Ecco, anche qui c'è un disegno ben preciso nella presentazione di queste esecuzioni. Certamente, sicuramente, ma soprattutto perché cosa fanno? Giocano sulla poca capacità o sull'effetto che poi i giornalisti europei, prendendo spunto da queste situazioni, caricano di nuovo la cosa e non ci presentano il contesto storico, la situazione che noi siamo andati a creare là, perché l'origine di tutto questo siamo anche noi, non siamo solo noi, ma siamo anche noi, e allora non possiamo solo dare la colpa agli altri. E se in questo momento è successo questo, perché se lasciavano Gheddafi dove stava, queste cose non sarebbero successe, sarebbero successe delle altre, ma un certo tipo di ordine pubblico ci sarebbe stato in Libia. E se avessero dovuto cambiare queste cose, avrebbero dovuto cambiarle avendo un progetto, non lasciando nel caos. Allora quello che mi viene da dire, il caos serve. Serve a chi? Serve alle multinazionali. Ma questo avviene dappertutto, Il caos in Italia serve. Quello che sta succedendo in Italia serve. Non serve certamente ai cittadini, non serve a questi poveri disgraziati che non sono più vivi. Questa è una cosa orribile. Certo. Ma c'è qualcuno sopra di questo che trae guadagno. C'è chi racconta qualche favola, non so se sia vera, che è il famoso club esclusivo di Duesenberg, dove si riuniscono i grandi, i grandi saggi mondiali, i più grandi, voglio dire, abbiano deciso un certo giorno che più caos c'è, più riescono a far fluttuare le monete, più riescono anche a ristabilire determinati rapporti debito-credito, quindi compensazioni tra gli stati, tutto questo per agevolare grandi fonti di ricchezza che da questi fenomeni vengono fuori, perché è evidente che una situazione del genere sta creando da una parte ricchezza, dall'altra grande povertà, e che si sta arricchendo basta soltanto guardare quello che sta succedendo, diceva giustamente prima il professor Casen, chi è che va a controllare quanti effettivamente sono i barili di petrolio che escono oggi dalla Libia o dall'Iraq? Chi ha avuto il merito di fare tutto questo? Chi ne sta avendo un vantaggio? Questo è il discorso. L'unica cosa che posso dire, e questo lo dico per noi italiani e noi contribuenti, visto che anche difendo i nostri contribuenti, è che alla fine, se le vede, la nostra benzina non scende mai. Cioè, certo. Adesso le aziende petrolifere, si diceva prima il caos, giusto perché c'è qualche attentato terroristico, c'è questa minaccia, hanno deciso tamblè di aumentare il prezzo alla pompa, senza che ci sia stata l'autorità governativa italiana a dire: scusate signori, ma se il barile è a $48, a $50, come mai voi avete impennato? Tenuto conto che noi abbiamo poi il problema ulteriore di quello che qualche giornale che mi ha intervistato ha fatto scrivere, delle accise, guerra di Etiopia, terremoti, noi paghiamo tasse su tasse, certo, IVA stiamo su ancora IVA. pagando. E allora voglio dire, di fronte a questo scenario noi sopportiamo soltanto oneri, no? Oneri, compresi gli sbarchi, che ripeto non sono per un motivo adesso
contrario umanitariamente parlando, ma insomma ci deve essere una fine a questo discorso. Sono un costo pesante. Dopo è un costo molto pesante. Invece adesso volevo sentire invece anche la voce dei cittadini. Li abbiamo interpellati per capire se sono preoccupati, se queste minacce effettivamente sono sentite, se c'è timore. Allora il collega Emiliano Schincaglia ha un po' sondato il terreno per capire. Ascoltiamoli. Ti senti preoccupato per le minacce rivolte al nostro paese dai terroristi dell'ISIS? Certamente, sono minacce da non prendere sotto un certo punto di vista. Purtroppo, secondo me, prima o dopo qualcosa di grave sicuramente succederà. Speriamo più tardi possibile. Come fermarli? Guerra o dialogo? Purtroppo sarei sempre per il dialogo. Il problema è che con alcuni tipi di modi di comportarsi il dialogo purtroppo non serve. Ma visto quello che è successo in Europa da Parigi a Copenaghen, credo ci sia un po' da preoccuparsi. Speriamo che prendano le decisioni giuste, evitare magari lo scontro, la guerra o quant'altro, però sicuramente bisogna tenere sotto controllo il problema. Renzi però ha sottolineato che tutto quello che è accaduto in Europa è stato per mano di europei. Sicuramente europei, però con basi nell'Islam e quindi bisogna stare molto attenti a questi cani sciolti. Sinceramente no. Cioè, mi sembra che sia qualcosa al momento ancora campotto in aria. Non so se non voglio essere né troppo allarmista né altro, però al momento, per quello che vede il nostro territorio, sia per il nord-est ma in generale l'Italia, no, al momento non sono preoccupato. Ma direi di no. Più preoccupato sono perché ci sono media che ci assillano un pochettino di più rispetto a quello che effettivamente si sente, chiaramente. Le preoccupazioni vere e proprie ci sono perché si sente in Francia, in Danimarca ultimamente. Speriamo che qui non capiti, ecco. Magari che si fermino un po' prima. Come fermarli però? Lei è pro guerra o dialogo? No, io direi che vanno fermati soprattutto in casa loro cercando di risolvere i loro problemi. Ma sicuramente sì, anche perché insomma stiamo vivendo un momento un po' particolare tutti quanti e sentire che da una parte all'altra non ci sono, cioè non si riesce a prendere per mano questo problema qua, sicuramente la preoccupazione c'è. Renato Miatello, sindaco di San Giorgio in Bosco, è preoccupato per le minacce rivolte dall'ISIS all'Italia? Beh, sicuramente non sono da sottovalutare in quanto diciamo dalla Libia siamo abbastanza vicini, diciamo la Sicilia e poi arrivare qui sono altri 1000 oltre chilometri, però è evidente che questi sono dei fanatici, bisogna stare attenti perché le minacce quando le hanno fatte poi le hanno anche attuate. I cittadini e c'è preoccupazione. Marianita De Ambrogio, brevemente perché abbiamo anche un telespettatore in linea. A me preoccupa di più il fatto che si voglia affrontare con la guerra questi problemi, questo che mi preoccupa di più. Mi preoccupa la mancanza anche di la disumanità che vedo per esempio riguardo al problema degli immigrati, che il Mediterraneo sia diventato un cimitero e che questo oramai sia visto con indifferenza, che non si trovino degli altri modi per risolvere il problema di tutta questa gente, che è gente disperata, perché se uno sale su quelle barche, che sanno quante probabilità hanno di morire, vuol dire che si ha un livello di disperazione. Di fronte a questa situazione, quello che mi spaventa di più è proprio questo, la fiducia nelle armi, nella guerra e la disumanità. Certo, sentiamo il telespettatore che abbiamo in linea. Buonasera, il suo nome gentilmente, da dove chiama? Sì, pronto, mi sentite? Sì, la sentiamo, prego. Io vi sento un po' male anche se il mio televisore l'audio lo tolto completamente, comunque ci provo. Prego. Sono Maria Paola e chiamo dalla provincia di Ferrara. Buonasera Maria Paola. Buonasera dottore. Volevo fare 3 punti di riferimento stasera, quindi chiedo cortesemente di avere un mezzo minuto in più, mezzo minuto, non di più. Prego. Allora, l'ultimo intervento che ho sentito della signora
io lo trovo abbastanza, non voglio adoperare nessun aggettivo per rispetto agli ospiti che voi avete, però la guerra noi non l'abbiamo mai auspicata, perché noi siamo un popolo pacifico, non siamo entrati in guerra, abbiamo solamente aiutato e abbiamo cercato di portare delle missioni di pace per insegnare la democrazia. È stato uno sbaglio sicuramente, ma noi l'abbiamo fatto in proposito di bene, per pacificare queste situazioni e queste popolazioni. I nostri soldati dove sono? Siccome io ho un parente che è là, che svolge la missione, dalla popolazione, dal popolo, proprio popolo povero, sono molto ben visti e sono, direi, anche molto rispettati, perché dove passano portano aiuti, tutto quello di solidarietà. I nostri soldati sono veramente magnifici nelle nostre missioni all'estero. Onore alla nostra Italia da questo lato qui. Quindi la signora, prima di parlare, bisognerebbe che collegasse un attimino i suoi pensieri. Sì. La seconda cosa che volevo dire è questa. Purtroppo quello che sta succedendo è l'immagine di una nazione prostrata, finita, che non ha più voglia di reagire, a cui è stato tolto dignità come popolo, come territorio, come confini. Noi non esistiamo più come popolazione, non esistiamo più come Italia, perché i governi che si sono succeduti in questi ultimissimi anni hanno fatto delle politiche schifose, alimentando i racket e tutte le mafie mondiali, e io questo l'ho già detto, continuerò a dirlo fin tanto che riuscirò a respirare. E quindi non c'è niente di solidale in questo. Questo è avere arricchito Camorra, 'Ndrangheta, Cecenia, tutte le mafie cinesi che sono le più spietate, le più tremende. Perché lo sappiamo benissimo qual è la politica espansionistica della Cina. Ci sta uccidendo anche la nostra economia con delle cose che non hanno senso e che noi permettiamo. L'ultimo intervento che faccio è alle forze dell'ordine, al rappresentante. Sì. Io ho visto la resa anche vostra ieri a Roma, giovedì. Ho visto la resa, ho visto ormai la divisa che non ha più, non c'è più niente, non c'è più dignità. Vi siete lasciati calpestare, vi siete ridotti ormai a un manipolo di povera gente che le prende da tutte le parti e viene insultato solo perché un ragazzotto di 38-39 anni vi ha fatto dicendo non voglio sentire delle storie, non voglio scioperi. Voi vi siete lasciati insultare e ridurre come siete ridotti. Grazie. Io veramente non vi capirò mai. Buonasera. Buonasera signora Paola. Vorrei intervenire. Abbiamo un altro telespettatore, dopo diamo le risposte. Prego. Sì. Buonasera, il suo nome per cortesia? Giancarlo dalla provincia di Ferrara. Buonasera signor Giancarlo, prego. Io sono pienamente d'accordo con la signora Paola, fra l'altro una mia amica, quindi sono pienamente d'accordo con lei e volevo appunto rivolgermi al rappresentante delle forze dell'ordine anch'io. Guardi, lei lo sa che l'immigrazione ha distrutto l'Italia, c'è pericolo di attentati, l'economia è andata a farsi friggere. Dovete mettervi tutti insieme, tutte le forze dell'ordine italiane insieme per mandare a casa questi politici, specialmente la sinistra, che è la rovina di tutto, la rovina del mondo. La sinistra ha reso l'Italia il nulla. Sotto tutti i punti di vista. La nostra speranza, glielo dico veramente col cuore, glielo dico con le lacrime agli occhi anche, la nostra speranza siete voi forze dell'ordine. Benissimo. Viva l'estrema destra, e la sinistra deve sparire dalla faccia della terra.
Buonasera, grazie signor Giancarlo. Allora, due interventi abbastanza simili nei contenuti. Claudio Gori voleva rispondere alla signora Maria Paola. Come prima cosa esprimo la vicinanza a tutte le forze dell'ordine, perché il singolo agente, il singolo poliziotto non può prendere nessuna decisione, soprattutto in certe situazioni, finché non c'è l'ordine di un dirigente. Quindi non è colpa del singolo che indossa la divisa. Quello che mi preoccupa, ascoltando anche i telespettatori, è speriamo che non succeda qualcosa. Cioè l'Italia ormai è diventato un paese che vive della speranza, non prende iniziative. Io posso dire qual è l'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni, proprio in questi giorni. Cioè, noi auspichiamo intanto un intervento internazionale, perché l'Italia da sola non può fare assolutamente niente. Questo intervento internazionale deve tendere a questo per la Libia, questo? Parliamo della Libia. Sì, noi il pericolo ce l'abbiamo per adesso con il confinante Libia. Prendere il controllo delle coste della Libia, ripeto, ma come missione internazionale, affinché venga fatta una prima scrematura. Mi spiego, cioè vengono aperti dei centri di accoglienza direttamente sul posto, per valutare chi veramente è bisognoso, chi veramente scappa da una guerra, senza che siano i terroristi dell'ISIS a decidere a chi devono tagliare la testa o chi si può imbarcare. Perché ricordiamoci che alcuni di quelli imbarcati, è vero che molti hanno bisogno e così via, però tanti vengono anche obbligati, altrimenti vengono stuprate le famiglie, vengono uccisi i fratelli, e queste sono dichiarazioni fatte ufficiali anche sui giornali. Certo. Quindi ciò che propone Fratelli d'Italia è quello di andare fare a una scrematura, esatto, non devono essere i terroristi che decidono chi deve arrivare in Italia o meno. Dall'inizio dell'anno ci sono stati 58 sbarchi, oltre 6.500 nuovi profughi, ma chi veramente mangia, per usare proprio il termine, non sono soltanto le mafie, ma anche alcune cooperative che non si riesce a capire perché, nonostante il servizio scadente che viene offerto, sono sempre quelle che forniscono i servizi. Quindi, ripeto, come Fratelli d'Italia, massima vicinanza alle forze dell'ordine, perché, e concludo, se andiamo a vedere le possibilità che hanno anche di autodifesa i carabinieri e gli agenti di polizia, gli esempi sono vicini anche qui a Padova. Un libico si permette di dare una coltellata o sulla mano di un carabiniere su una gamba, e neanche il tempo di tornare in caserma che il libico era praticamente fuori. Certo, era già fuori. Quindi le leggi italiane sono troppo permissive, mi spiego, qui c'è un timore di essere non corretto politicamente, sembra che si abbia paura di andare contro alcuni interessi per fare una certa bella figura che fa un danno all'Italia. Praticamente l'Italia, concludo, è in mano ad altri. Abbiamo governi, non un governo, governi che non hanno il coraggio di osare prendere delle decisioni. Allora, direi che può rispondere ai telespettatori. Insomma, c'è stato un invito alle forze dell'ordine a unirsi, a fare forza comune, diciamo, c'è questa richiesta, ne abbiamo parlato, per la sicurezza nelle nostre città, ma c'è anche una richiesta anche evidentemente per il controllo di chi arriva da fuori, Ballestriero. Ma guardi, volevo riprendere il filo del discorso da una suggestiva ed interessante analisi fatta dal professore prima, circa una sorta di meccanicismo esistente nel mondo, diciamo così, che è un'idea interessante, diciamo così, e che ci sia una sorta di manovratori, diciamo così. È un'idea affascinante, ma a me è venuto da pensare ad una cosa, la butto lì, così come un ragionamento fatto tra di noi che possa servire, diciamo così, a riflettere. L'Europa è uno splendido esempio, e lei ha detto bene prima, noi ci siamo dimenticati, la mia generazione per esempio si è dimenticata del periodo della guerra, io sono un 60 giù di lì, quindi voglio dire sono un dopo seconda guerra mondiale, ma mi sono dimenticato dell'esistenza della guerra o non l'ho mai percepita, l'ho solo letta nella storia, no? Quindi tutta teoria, niente pratica, tutte chiacchiere, niente distintivo. Ma è un patrimonio importantissimo ed è un esperimento a livello mondiale assolutamente interessante. Ora, non voglio entrare nel merito del perché e del per come, però è un esperimento interessante che, come dire, avrei piacere di continuare a discutere con lei in ordine invece a questa sorta di meccanismo che sta sopra di noi e che gestisce tutte queste cose. Noi siamo riusciti, 27-28 paesi, quello che è, a vivere, diciamo così, per
oltre 50 anni in serenità e armonia. Credo possa essere un progetto esportabile. Detto questo, per rispondere invece agli urgenti problemi concreti che abbiamo tutti i giorni, i due interventi di prima ci hanno posto, come dire, alla ribalta. Ieri, in questi giorni, noi sicuramente siamo stati oggetto di un effetto di una causa molto più lontana, che è stata citata poco fa negli interventi precedenti, ed è, secondo noi, secondo me, una brutta causa. Cioè noi oramai viviamo, serpeggia tra tutte le forze dell'ordine, ve lo sta dicendo un appartenente alle forze dell'ordine, io lavoro da 31 anni in Polizia di Stato, serpeggia la cultura del disimpegno, il che non vuol dire non lavorare. Attenzione, non è così. La maggior parte, la stragrande maggioranza di noi ha a cuore il lavoro che facciamo, lo facciamo per vocazione prima ancora che per professione. Ci teniamo a quello che facciamo, è talmente vero che un'organizzazione sindacale, molte delle nostre organizzazioni sindacali lavorano non già o solamente per aumentare, come dire, com'è normale, la retribuzione dei propri aderenti, ma soprattutto per avere migliori condizioni di lavoro, per avere migliori strumenti di lavoro, il che mi pare sintomo del fatto che noi teniamo al nostro lavoro. Però gli attuali approcci in ordine, soprattutto all'attività dell'ordine pubblico, i più recenti approcci, non aiutano le forze dell'ordine a lavorare, mancano le famose regole di ingaggio. Quella di ieri, quella dell'altro ieri è la dimostrazione che regole di ingaggio non corrette o comunque che non tutelano, non consentono a chi agisce in piazza in un contesto particolarmente importante dove è chiaro che, come dire, il fenomeno di massa è un fenomeno difficilmente governabile, deve avere certezze. Allora non si capisce perché in Italia noi abbiamo una normativa che è riferita al testo unico che impedisce a chiunque di andare in una manifestazione armato, di qualsiasi arma, però tolleriamo bellamente, tranquillamente, e questo è efficace come norma, no? Lo è, tant'è che nella mia esperienza personale difficilmente ho trovato una persona, anzi non l'ho mai trovata una persona armata in una manifestazione sportiva, politica o di altra natura, però troviamo le persone costantemente travisate e magari armate di scudi piuttosto che di altre cose. Allora, e questo chiaramente ci impedisce, per esempio, ci rende difficile operare, perché che lo sappiano gli spettatori, è normato il fatto di andare in una manifestazione pubblica con il voto travisato da una norma di carattere amministrativo, con una sanzione amministrativa a 400 euro. Chi è che va a prendere solo quello che ha il casco in testa piuttosto che il passamontagna o altro? Nessuno di noi può farlo, nessun dirigente può farlo, quindi siamo inefficaci. Quando noi vediamo una bozza proposta dal nostro ministero per normare le regole di ingaggio, perché le abbiamo chieste da anni, dateci regole di ingaggio chiare. Nei paesi anglosassoni esiste il famoso corridoio di cortesia, ok? Quindi tu manifesti, fai quello che vuoi, dici tutte quante le tue cose, noi siamo qui per garantirti, la polizia è lì per garantire la possibilità di manifestare. Ok? E vi posso garantire che la stragrande maggioranza dei nostri appartenenti è gente che lo fa così. Ecco, ora, però le regole di ingaggio che ci sono qui sulla distanza di cortesia sono una presa in giro, perché nel momento stesso che dalle altre parti, nel mondo anglosassone, in Inghilterra, è stata citata, o altri paesi, qualcuno la contravviene, vi è la certezza di andare in prigione. Certo. E a proposito invece del terrorismo, sono cambiate le regole? Sono arrivate delle disposizioni particolari oppure è rimasto tutto assolutamente no, invariato? Le uniche regole che sono arrivate sono quelle che dobbiamo presidiarle di più, quelle che, la circolare che è stata emanata dal nostro capo della polizia, che dice che dovremmo utilizzare i giubbetti antiproiettili, che invece puntualmente al posto di averli sono stati praticamente ridotti del 50%, perché i giubbetti antiproiettili scadono, devono essere rinnovati, non ci sono fondi. Ma le dirò di più, in ordine pubblico i nostri poliziotti, la stragrande maggioranza dei nostri poliziotti delle nostre questure hanno caschi che non sono idonei e noi lo protestiamo da anni, ma il risultato è sempre lo stesso. Restate inascoltati. Marianita Di Ambrogio, voleva rispondere a Maria Paola prima che l'ha un po' la tirata in ballo? No, non credo che valga la pena, cioè quando uno mi dice che noi facciamo delle missioni di pace per insegnare la democrazia,
sinceramente se lei ci crede mi fa piacere, ma io non ci credo da un pezzo, insomma queste missioni di pace non hanno portato né la pace né la democrazia. Che poi tra i soldati ci siano delle brave persone, non lo metto in dubbio, ci sono dappertutto, eccetera, però è proprio questo sistema di utilizzare nei conflitti delle forze armate, di portarle lì, che non porta a niente. Lei dice che i nostri soldati sono ben visti e rispettati, magnifici, può anche darsi, però io penso anche che un effetto proprio della presenza delle forze armate è proprio questo odio che poi si ritorce verso i paesi che partecipano a queste azioni, perché dobbiamo anche ricordarci che insomma ci sono stragi di civili in seguito ai bombardamenti, l'uso dei droni e tutte queste cose qua, e in parte siamo noi, in parte molto di più sono altri soggetti, però di fatto noi siamo dentro queste coalizioni che si chiamano una volta di volenterosi o altri nomi a seconda delle situazioni. Quindi non lo so, io mi dispiace, ecco, che ci sia questa fede illimitata nell'uso dell'esercito e della guerra per risolvere i conflitti. Allora adesso dobbiamo andare in pubblicità, però quando rientriamo parleremo e anzi vi mostreremo, anzi ascolteremo alcuni pezzi di un film, Il leone del deserto, un film che a suo tempo era stato censurato in Italia, un film sulla nostra presenza in Libia, e cercheremo di capire anche che cosa è successo. Lo faremo assieme al professor Casan che ci racconterà un poco, ma questo dopo la pubblicità, tra poco.